Amici bellini, onestamente teniamoci abbracciati e stretti, che dicono che sia chiuso il mercato. Io non ci posso credere, non ci voglio credere, sono convinto che il Napoli un colpo lo debba battere nel finale, però si riavvicina il campionato, quindi cominciamo, nel senso, adesso il video subito, iscrivetevi al canale, lasciate i like, anche se è difficile farlo, però vi devo veramente ringraziare perché i video precedenti stanno performando benissimo, siete molto molto carini e molto attivi. Io vi lascio come contenuto l'amichevole, non venga dal futuro, non lo posso, però la posso simulare con il videogioco, la simulo con due difficoltà diverse, perché la prima mi sembrava troppo facile, la seconda vedete bene com'è andata, e quindi così, e quindi già sappiamo come finirà, perché la prima l'ho indovinata, proprio il risultato esatto, già sappiamo come finirà. Napoli-Sassuolo. Ci vediamo a fine video, perché subito dopo tutta la simulazione, che ve la volete vedere o no, non skippate, è maleducazione, lasciatela in sottofondo se non vi interessa il videogioco, anche se ci sono delle azioni interessanti, anche perché poi io quando gioco non gioco bene alla PlayStation, non sono uno bravo, cerco di fare le azioni che potrebbe fare il Napoli, Kvara che si incaponisce un po' nel dribbling, se Mario Rui non va, insomma queste cose qua. Volevo chiudere il discorso mercato guardando un attimo con un Ambrabam tattico, sempre quella. Vabbè, no, perché sto studiando il Sassuolo, dovete capirlo. Mi dovete capire che già sto studiando il Sassuolo, perché si parla di Berardi di nuovo. Questo a fine video. Che parliamo di Berardi, ma anche di questa qua, che dovrebbe essere secondo me la formazione, e la riflessione sul mercato a fine video. Dai, godetevi il video. Io credo che Kvara abbia recuperato, quindi mettiamo Raspadori nel frattempo qua, però lo devo avvicinare un po' a Osi, perché sennò se ne scende completamente. Confermiamo Juan Jesus, diciamo così. Io qua Nathan non ce l'ho, non c'ho ancora nemmeno Caiuste nella formazione. Andiamo, tra l'altro il Sansa Giulio porta Berardi, buttiamoci nella mischia e vediamo. Vai! Boom! Cambi di gioco ariosi di Raspadori. Si muove Mario Rui, andiamo. Vai, butta in mezzo. Oh sì! Un lob di testa. Andiamo, con calma. Lorenzo con tutta calma verso Meret, che addirittura esce quasi. Juan Jesus, vede Lobotka che di prima, Lobotka di prima. Rachmani, chissà, resiste una carica. Vede Kvara un po' troppo solo. Un po' di movimenti così, il servizio per Zielinski che si gira. Questo potrebbe essere un rigore. Siamo un po' ingolfati qua sulla destra, ma c'è Di Lorenzo. Il cross ribattuto, chissà. Cambia tutto, è molto basso Mario Rui. Kvara però stavolta punta decisamente l'aria. Si incaponisce. E se Mario Rui non arriva, è normale che si incaponisce per tutto. Vedete come il Sassuolo ama iniziare, però c'è il pericolo. Osi spara. Parte proprio dal basso il Sassuolo, non c'è dubbio. Grande Anghissà, bravo Zambo. Raspadori, guarda al centro, c'è Kvara, ma c'è anticipo, consigli. Bravo Loppo. Ancora Lobotka in progressione offensiva. Il cross con l'esterno. Osimhen. Non c'è dubbio. Fa le foto del cellulare. Benissimo. Nei nuovi replay, quando aggiorneranno questo gioco, devono fare il fatto che Osi si leva la maschera. Non lo so, ci vuole il tempo. Però Lopo con l'esterno è proprio Modric. Kvara vede Zielinski, va Kvara, vai. Zielinski non a metà. Oh, Coraspa. Il movimento, attenzione. Vai Kvara, pigliate sta palla. Il tiro a giro! Stanno barato, Kvara non segna più. Guarda là che meraviglia. Questo deve andare nella sigla proprio. La palla se la sposta col sinistro e poi dolcissimo. È dolcissimo.
La difficoltà è regular, cioè la difficoltà media, perché metterò difficoltà massima superstar contro le sorelle, chiaramente. Quindi anche sta un po' a tutto campo. Oh, si vede Raspadori, ci prova Raspadori. Azione a Berardi. Vai Kvara, vai, c'hai la prateria. Vai. Col secondo tempo. Aspetta. Vai. Attenzione, Raccomane, attenzione. Meret. Vai Ossi. Zielu. Gioco di gambe Zielu. Il tiro un po' telefonato. Ma il Napoli vuole chiudere la pratica. Regalo. Anche Sime. Ribadisce Zielu. A seguire. A rimorchio. A seguire l'azione, a rimorchio. Diciamo, paperotta di consigli, qua ci sta tutto. Un po' di cambi al 65esimo, partita in ghiaccio. Ciolito. Io voglio vedere a Lozano, un po' a Lozano. Dopo faccio entrare anche Ostigard a centrocampo. Bel lancio di Simeone, dai Kvara. Altruismo, il tiro che ha segnato Simeone. È un ciolito. Va via Mario Rui. Berardi, ma Mario Rui lo legge. Simeone Kvara, un po' di altruismo per Lozano, però sta proprio in una zona favorevole. Elmas per Di Lorenzo, gioca bene, ora il Napoli, il cross. Ancora Elmas. Prende la rincorsa Zieli. Bel filtrante. Simeone, ma che stavo facendo? Comunque ritengo che sia un po' troppo scarso il Sassuolo a questo livello di difficoltà. Regular è troppo scarso, lancia fa uno pago meglio. Vedi, non riescono proprio a giocare senza manco fare pressing, mi piglio il pallone. Attenzione però, un pochino di sa mangiare. Ma perché la presunzione anche con le squadre scarse fa male. Che fa Maronna? È il palo di Elmas. Che ha fatto? Vabbè, no, devo rifarla un po' come questa la posto, perché la posto, ma pure l'autogol 5-0 mi sembra troppo. Sì, 5-0, magari ne faccio un'altra più difficile. Ecco, vedete? Regular. Professional, non me lo fa fare. Superstar, deve essere per forza difficilissimo. Andiamo. Io penso che la formazione sarà questa. Raspadura dai per forza, ma magari vuole dare ancora una chance a Politano perché ha segnato. Proviamo così e vediamo un pochino. Anche Oliveira potrebbe essere confermato. Vedi, già ti pressano meglio, occupano meglio gli spazi, si deve ragionare di più. Guarda, Kvara non è più liberissimo, però Mario Rui va, vede Osimhen. Giro di Osimhen, mamma mia. La carica tanto, stavo rischiando perché te la possono togliere, ma Osi è Osi e con Mario Rui fanno capire. Vedi come segue, visto Di Lorenzo ha fatto il movimento, ma il difensore l'ha seguito. Politano! Kvara! Yes! Classico il tiro di Politano, simile a quello là, e poi... Ah no, è Zielinski, che quelle ambidette. Quindi io qua farei già il cambio di gioco, quello là così, però deve essere anche realistico da parte mia, non è sempre così facile. Questo il passaggio sbagliato di Politano è più realistico, insomma, di trovare sempre il filtrante perfetto. Che basta un minuto che ti distrai un attimo. Fanno perché questi sono più forti. Enrico qua tra Zielinski, Lobotka che non è saltato, si è creato il pane, una dormita.
In fase di partita dove gioca bene il Sassuolo, attenzione, ripiega Lobot, non scivolare perché si chiamano i fall, attenzione Pinamon, perché quello Pinamon rischia un pochino se partiamo dal basso con Lobotka, no, attenzione a chissà, Zielinski, il controllo orientatissimo. Lobo perde palla, non è possibile, non è realistico questo gioco. Poi un affanno in questa fase il Napoli, Attenzione. Ci saranno 3 minuti di recupero. Ecco, ma attenzione. Facile, vero? Il finale del primo tempo mica male, Sto secondo che fa? Attenzione ragazzi, non allo scadere, non allo scadere, raccomando. Beh. Molto più dura del previsto. Vai. Attenzione ragazzi. Dai Osi che devi dare una mano, dai, sei troppo isolato. Vigna, sono tanti falli, Vai Polito. Sì, è così che avrebbe tirato così sul primo palo, perché quello ogni tanto lo fa. Ma quello è fallo sulla Botka, Bravo Di Lorenzo. Servono dei cambi. Alla prossima entrano dei ragazzi. Allora, facciamo di vera, un po' di motore. Elmas al posto di Zielinski. Mettiamo anche Raspadori, perché Raspadori. Vai Oliveira, fammi vedere, vai. Bravo Lobo. Vai Oliveira, c'è tutto lo spazio. Elmas. Il cross. Meret. Mamma mia. Più equilibrata di quello che... No. All'80° no, De Frel ci segna sempre. Che sia un momento che serve la doppia punta. Ecco, vai. E fallo, signora. La beffa. Attenzione alla beffa. Doppia punta, subito. Esatto, Raspadori mezzala, quindi molto offensivo con Elmas e Raspadori. Kvara dietro le punte. Vai, è il Ciolito, serve aiuto, il Ciolito. Subito il Ciolito, Kvara sveglia, Bravo Lobo. Vai Raspa. Vai Kvara, morbido Ciolo. Raspadori. Mannaggia. Sta finendo il tempo, arriva la beffa, ecco qua la siringa. Berardi no, Berardi no, bravo Juan. Si rischia tantissimo. Ma roba! No. Niente. Vai Osi. Elmas, dai. Si può pareggiare, attenzione, perché se si prende sotto gamba si può anche pareggiare. Insomma, mi sembra chiara una cosa. La riflessione finale su Veiga, secondo me, è questa. Dopo aver sbollito la delusione, la rabbia, quello che volete voi, secondo me è andata così. Se ne va Zielinski, avevate individuato Veiga già da prima, è un talento, è uno offensivo, pigliamo Veiga. Nel momento in cui Zielinski non se ne va più, vabbè, oramai, secondo me è andata proprio così. Oramai ci siamo nella trattativa di Veiga, andiamo al risparmio, questi magari li possiamo prendere per la gola e noi comunque facciamo un gran colpo per il futuro. Ma non è che in questo momento, avendo Zielinski, avendo Elmas, avendo Raspadori da utilizzare là, come centrocampista votato all'attacco ci siamo già. Quelli che mancano è il vice Lobotka, vice Anghissà, perché Anghissà può fare il vice Lobotka ma poi va Cajuste di là e poi se Ostigar, insomma è lì che c'è un po' di confusione.
conclusione. Tutto chiarissimo. Secondo me questa è stata la cosa. Guarda, state alle nostre condizioni di acquisto perché Veiga ci piace ma non ci interessa neanche più di tanto. Se accettate la dilazione, insomma il pagamento dilazionato, se accettate i bonus invece della clausola, ebbene, se no a noi non ce ne frega proprio. E non interessa nemmeno che poi sia andato in Arabia, che poi non ci va, che questi sono discorsi che non interessano più al Napoli. Secondo me è andata così. Non viene Veiga, benissimo, valorizziamo quelli che già abbiamo. Il problema è che bisogna fare qualcos'altro, perché capisco la cosa di Raspadori, anche se adesso lo capiremo bene. Domani la conferenza non c'è. Io aspetto fino all'ultimo che fanno la sorpresa e dicono no, abbiamo aggiustato la sala stampa, si può fare la conferenza, perché a me dà più fastidio la non conferenza che non il non mercato. Mi dà più fastidio quelli che difendono l'indifendibile piuttosto che la conferenza, piuttosto che il mercato. Ma quello che veramente non accetto è la non conferenza, perché fammi sentire, fammi capire come sta Garcia, se si sente tranquillo, se ha fiducia, fammi capire come ragiona, lo dobbiamo sentire, è nuovo, lo vogliamo capire. Insomma, quanto pare no. La situazione è questa. Perché continuo a mettere Olivera? Metto Olivera se c'è Raspadori. Ora però Raspadori era qui al posto di Kvara. Kvara è un po' più alto. Sto facendo un discorso proprio spicciolo perché noi non sappiamo ancora come ragiona Garcia. Sapevamo un pochino, avevamo imparato come ragionava Spalletti, e quindi se c'è Kvara e Garcia dice ma sai, un po' di qualità di Mario Rui, io posso anche immaginarmi un Mario Rui qua con Kvara, se vuoi confermare Raspadori. Ma tra Raspadori e Politano, bene o male come altezza siamo là, entrambi possono tirare i calci piazzati, anche perché ci servono i calci piazzati in questa situazione, visto che Olivera non mi sembra un gran calciatore nel senso che come calci piazzati. Se metti Raspadori qua, guardate bene, c'è un solo calciatore di calci piazzati con il mancino, c'è Juan Jesus, tutti il resto sono destri. Zielinski è ambidestro, Raspadori è ambidestro, lo sappiamo, però non calciano i calci di punizione col sinistro, non fateci ridere, non lo fanno. E quindi potrebbe rientrare il discorso Politano anche per questo discorso qua, dei calci d'angolo a rientrare, se li vuoi fare, ad uscire dall'altra parte. Quindi questa potrebbe essere la situazione, avere un paio di soluzioni invece che una, che è importante. Però io punto tutto sul fatto che possa tornare Kvara, che Osimhen stia bene, che Anghissà abbia recuperato e che questi qua stanno in grande forma. Confermerei Juan Jesus onestamente, il resto non ci dovrebbero essere dubbi. E per quanto riguarda il Sassuolo che abbiamo il dubbio, perché l'abbiamo visto prima, lo stavo leggendo, mi metto in poltrona un attimo. Se hanno recuperato 3 soldi, sono onestamente 3 soldi è uno di quei giocatori, poi dopo domani si blocca Osimhen, non gli fa vedere per me è uno dei giocatori più scarsi che abbia mai visto in Serie A. Se gioca titolare 3 soldi, Osimhen un paio di gol secondo me li può fare tranquillamente. Il resto però attenzione, perché Berardi potrebbe ritornare, ha saltato tutte le amichevoli, ha saltato il Cosenza, ha saltato l'Atalanta, torna con il Napoli e l'Atalanta, il Sassuolo con Berardi è ovviamente un'altra squadra. E in attacco in questo 4-2-3-1 non sono male, sono fastidiosi perché Pinamonti e vabbè la punta centrale che magari sta un po' deludendo e che si ripiglia solamente con noi. Bairami è un trequartista che mi piace tanto, Lorientè è assolutamente di grande qualità e non si può discutere. Se ci metti Berardi dall'altra parte, questi veramente sono pericolosi. A centrocampo ovviamente sempre Enrique e Maxim Lopez, Tosberg che potrebbe entrare, c'è questo nuovo acquisto Pedersen, e in difesa che sono un pochino più in difficoltà probabilmente, quindi se il Napoli fa la partita e aumenta il possesso palla rispetto a quanto fatto vedere col Frosinone, se facciamo un possesso palla alla Napoli, bene, possiamo stare tranquilli. Se invece ce la giochiamo palla e palla, rischiamo di fargliele fare qualche azione da gol, perché con Berardi se fai un fallo in più è un calcio piazzato pericoloso, i rigori, gli assist, e quindi sappiamo com'è la situazione. Domani parlerà Dionisi ovviamente, non so il resto delle cose che possono succedere, perché per il Napoli ritorniamo alla cosa che ci interessa. Per il Napoli, ragazzi, se veramente è chiuso il mercato, io mi ho sentito, torna l'idea Lo Celso a scadenza di mercato, perché così li prendi per la gola che non se lo vogliono tenere. Mi sono guardato un po' Lo Celso, mi rifiuto di fare l'analisi dello Celso finché non arriva,
però me lo sono guardato già, è mica male. Idem si dica per Amrabat, però Amrabat all'epoca preferì andare alla Fiorentina, adesso improvvisamente viene al Napoli, non lo so. Oppure c'è questa ipotesi che tutti stanno paventando, lo ha detto Sky, lo stanno riportando tutti i siti, Repubblica, Mattina, eccetera eccetera. Il Napoli si sente tranquillo con me, le coppie le abbiamo viste ieri, Lozano un po' fuori dagli schemi, ma questa è la situazione, le coppie le abbiamo viste, rinfreschiamoci la memoria perché non tutti vedono tutti i video, questa è la situazione, ragazzi, onestamente questo è quanto, ripeto, non c'è grande problema, voglio dire, se ti togli Dem, Zerbin, Zedadka, questa è la coppia. Può Gaetano fare il vice Lobotka? Nel momento in cui Lobotka non ci sta, ci vuoi mettere Ostica? La situazione ancelottiana che vi dicevo, c'è un po' più di elasticità da parte dell'allenatore, senza coppie ben definite, ben chiare. Quando manca uno, per esempio è mancato Kvara, non c'è andato Elmas là, ha messo Raspadori da quella parte. Questo significa che Raspadori è vice Kvara? Assolutamente no, perché si deve cercare lo spazio per Raspadori, si cerca a centrocampo, si cerca dall'altra parte. Questa è la situazione, ragazzi, un pochino secondo me si rischia, perché si rischia. L'anno scorso la forza del Napoli è stata anche questa, tu avevi Raspadori e Simeone come vice Osimhen, ti eri coperto bene. Poi ci sono giocatori che non hanno mai rifiatato e che hanno tirato la carretta per tutto l'anno, sperando che lo possano fare di nuovo. Non è semplice, però questa è la situazione. Gaetano è un giovane, non è giovane, se è forte e lo vediamo subito all'opera. La riflessione era questa: Spalletti ci diceva grandi cose di Gaetano, non sappiamo se Garcia la pensa allo stesso modo, anche perché finora è stato infortunato e adesso lo sta valutando. In 5 giorni Garcia deve valutare Gaetano e deve dire sì, secondo me può fare il play, sì, posso spostarlo magari tra le mezze ali e faccio giocare Zielinski un po' più dietro quando c'è bisogno, posso spostare anche Elmas un po' più dietro, posso spostare anche Saka, Just quando c'è bisogno di far rifiatare Lobotka, troviamo una soluzione, ma Gaetano lo vedo più offensivo. A questa serve anche a questo serve la conferenza di Garcia, non serve a chiedergli Veiga è saltato, che cosa ne pensi? Lui ti risponde no comment e si va avanti, è una domanda sprecata. E su quelli che hai, che mi devi dimostrare e mi devi far capire come la pensi. Lozano lo vedi a sinistra, Lozano è in uscita, Raspadori deve fare il jolly alla Elmas, queste sono le cose che dobbiamo capire. Per il resto, ragazzi, questo è, dobbiamo sperare in un grande impatto, senza ascoltare i Zanoli, che adesso la gente di Zanoli, Alessandro Moggi, che dice Zanoli non parli, il Napoli non ci parla, noi chiamiamo e non risponde. La state notando la corsa a dire che De Laurentiis tratta male la gente? La state notando come? E questo poi è il problema di certi atteggiamenti, e che poi uno dietro l'altro si rincorrono e dicono delle cose che cercano di minare l'ambiente. Non è bello, non è bello. Se Zanoli resta, punto e basta. Camma fa, ho capito, vuole giocare, tutti vogliono giocare, ma ve lo ricordate il discorso? Vabbè, ma se vai in una grande squadra, tu fai magari la panchina, cerchi il tuo spazio, però sei in una grande squadra che vince. Quello è il problema. Non ci sono scontenti se poi alla fine si vince. Se invece tu sai che non stai per vincere, c'è un pochino di preoccupazioni, là che probabilmente un po' di scontentezza la cacciano un pochino tutti fuori. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state tuned perché potrebbero esserci live domani al posto della conferenza di Garcia. Devo organizzarmi perché c'ho anche il che fare. Fatemi sapere come è finito, chiuso il mercato, ma il mercato è sempre aperto.